Poca disponibilità di acqua in questo inizio del 2023 con un 40% di precipitazioni in meno di media rispetto agli ultimi 30 anni, il che si traduce in un allarme vista anche la poca disponibilità d'acqua attualmente nell'arco alpino. Fondamentale è diventato il ruolo dei consorzi di bonifica che svolgono importanti interventi di gestione delle acque e la conseguente sicurezza del territorio e sostenibilità. Il cambiamento climatico in atto ha un enorme impatto sulla risorsa idrica con un conseguente effetto domino principalmente sull'agricoltura, ma anche sulla quotidianità e l'economia. I consorzi di bonifica si dicono preoccupati sull'inevitabile rincaro dei costi, quasi un raddoppio, conseguente al caro energia e anche dell'urgenza di costruire invasi, mentre i finanziamenti tardano ad arrivare. Un'altra preoccupazione giunge dalla risalita del cuneo salino, che vede criticità in più fronti. Per il Brenta si stanno attendendo i presupposti per dare inizio ai lavori per la costruzione dello sbarramento. Al di là degli interessi dei privati, al di là dei contenziosi, l'obiettivo da non dimenticare è che la sua realizzazione andrà a salvaguardare un intero territorio e bisogna provvedere al più presto. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.